si nota per il come la difesa nella prima cosa dall'esterno, niente negativa per prendere il comando, partenza brillante per Regallini che risalva in seconda posizione all'esterno del quale viaggia Fusario, in quarta posizione la Giovanni Banda, in quest'ordine i cavalli ad affrontare gli inizi della retta opposta, Veracca Turama tiene il comando delle operazioni nei confronti di Regallini che segue una lunghezza, terza posizione per Fusario con Banda che si preparano ad affrontare il secondo passaggio. Regallini che sceglie percorso esterno, prova a passare ma respingibile da parte di Raccatura mentre progredisce anche Banda che avvicina i due, sono in quarta posizione Pisario. In quest'ordine i cavalli in fila indiana ad affrontare la penultima curva dove Regallini attacca con decisione, Regallini che prova termina Regallini al quarto Baracca